Farmacie, anche per loro nel territorio dell'USL Ottoberica scatta la fase 2. In piena pandemia, quando gli ospedali erano off limits e i medici di base raggiungibili solo via telefono, le farmacie sono diventate un punto di riferimento per il cittadino, un ruolo importante che oggi nella seconda fase in vista dell'autunno viene riconfermato. Di essere sentinelle sul territorio, visto l'accesso libero e facile per qualsiasi utente alle farmacie, è chiaro che i farmacisti potrebbero essere in grado di individuare alcune situazioni di potenziale rischio di contagio. Contagio che non ha risparmiato i farmacisti, tanto che l'USL 8 ha effettuato 796 test sierologici e tamponi in 146 farmacie e parafarmacie, alla fine tutti negativi. Farmacie diventate una sorta di front office della sanità con la possibilità di scaricare referti, prenotare visite ed esami con Farmacoop ed oggi si aggiunge un servizio in più. Ci siamo proposti di distribuire anche quei farmaci che attualmente vengono distribuiti in ospedale. Evidentemente il fatto di poterli distribuire in farmacia vicino al cittadino e in tutta sicurezza. Obiettivo: arrivare all'ospedale solo e se necessario, da qui la fitta rete di servizi sul territorio. La fine del lockdown però ha riportato a partire da lunedì ad un assalto ai centrini del CUP del San Bortolo per prenotare visite ed esami. Il rischio di un allungamento dei tempi è quanto mai prevedibile.